Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Friulandia, gli amatori si diventa. Con noi in studio abbiamo una delle squadre, diciamo, forse più vecchie da un punto di vista dell'esperienza della Lega Calcio Friuli Collinare, è la formazione del Dragstore. A rappresentarla abbiamo il presidente Castagna Viz Fabiano, il vicepresidente Ambrosino Corrado e il dirigente accompagnatore Salvadori Sandro. Buonasera a tutti. Buonasera. Fabiano, tu sei il presidente, ma sei anche uno dei personaggi storici di questa associazione che è nata nel 1995. Sì, no? Se non ricordo esatto. male. Come è nata l'idea di costituire un'associazione di calcio amatoriale a Manzano poi? Allora, la prima volta era nata su a Udine questa società da un paio di ragazzi, dopodiché all'interno di questo gruppo facevano parte anche ragazzi di Manzano. Piano piano ci siamo trasferiti giù a Manzano, in effetti i primi allenamenti li facevamo proprio su a Udine, giocavamo a Camino la domenica mattina, o piano piano sono venuti qua, di quei fondatori lì, si può dire. Sì. Di quei fondatori lì la prima volta c'è rimasto un giocatore solo che è Cantoni Walter e io come dirigente firmatario del primo statuto. Quindi sei, diciamo, il pezzo storico, quello che è il collegamento tra il vecchio e il nuovo, diciamo. Sì, esatto. Bene, parliamo invece della partita che avete pareggiato nell'ultimo turno di campionato con il Tissano, no? Tissano che è una squadra che lotta per non retrocedere, voi che in questo momento siete clamorosamente, diciamo, primi con un bel margine di vantaggio. E il pareggio è nato perché vi state un po' rilassando oppure perché il Tissano ci ha messo qualcosa in più? No, perché il Tissano ci ha messo molto di più di noi, dall'inizio alla fine, che sta lottando per la salvezza. E ci ha messo proprio tutto l'impegno, tutto quello che potevano, e come ti avevo già accennato un paio di volte è una squadra che secondo me la classifica è bugiarda per quella squadra lì, hanno un bel organico di gioco, bravi ragazzi tutti quanti, però non segnando poco hanno quel problema lì. Per il resto in effetti abbiamo pareggiato all'ultimo minuto su rigore, perché sennò avevamo fatto 2 tiri in porta, loro ci hanno messo molto ma molto in difficoltà, anche per anche da un punto di l'impegno. vista proprio del gioco. Sandro Salvadori, ogni formazione, diciamo, ha un suo jolly, un suo istrione cosiddetto, no? Nel vostro spogliatoio ci sono personaggi che rallegrano, diciamo, la banda cosiddetta, oppure, diciamo, siete tutti un po' seriosi? Beh, la banda è composta da un gruppo di ragazzi meravigliosi, dopo chi più chi meno fa più confusione o sta più gli scherzi. Andresini e Chiappo sono 2 macchiette per lo spogliatoio perché fanno sempre scherzi a tutti e portano avanti il gruppo con canzoni sotto le docce, queste cose qua. Quindi, diciamo, è un gruppo abbastanza affiatato da quel punto di vista. Certo. E con i terzi tempi come andiamo? Andiamo bene? Molto forti, siamo molto forti nei terzi tempi, tutta la squadra e anche la dirigenza. E anche la dirigenza, non si fa mancare nulla. E a proposito di dirigenza parliamo col vicepresidente adesso, diciamo, Ambrosino Corrado. Corrado, la vostra squadra è tecnicamente molto valida, avete giocatori che hanno esperienze, diciamo, da un punto di vista anche in passate con esperienze dilettantistiche, oppure sono solo ragazzi che vengono, diciamo, a giocare per il piacere di farlo e quindi non hanno nessuna esperienza precedente? No, ci sono tanti ragazzi che hanno esperienza di campionati o cosa, non solo di dilettanti. Sì, quindi avete, diciamo, una rosa abbastanza importante da un punto di vista. Sì, è un amatore un po' furbo. E voi siete di Manzano, no? Dicevate, avete parecchie squadre nel circondario. Come avviene il reclutamento? Tra amici, tra conoscenti? Andate a cercarli da qualche parte? Quello chiama quello, io gioco là, vengo anch'io, dai, ci troviamo bene, alla fine della partita ci troviamo sempre, rimaniamo tutti insieme e tira quello, quell'altro e da lì, insomma, abbiamo formato questo gruppo che sta andando bene. Sì. E rispetto all'anno scorso avete cambiato qualcuno oppure, diciamo, è rimasto integrale il gruppo, la rosa precedente? Ma la rosa, 2 o 3 elementi sono stati inseriti, ma
gran parte l'ossatura è sempre quella, diciamo. Siamo tutti giovani, siamo una parte dirigenti. Sì. D'altronde i dirigenti devono dirigere, no? Sì, però... E invece, Presidente, tu sei da tanti anni nel calcio amatoriale, cosa è cambiato da quando sei partito a adesso, diciamo, in questi ultimi anni, secondo te? Che ci sono sempre più ragazzi che tecnicamente potrebbero fare molta bella figura in categoria e invece preferiscono per diversi motivi, per gli amici e questo, lasciare la categoria e venire a giocare negli amatori. Questo ha contribuito secondo me a alzare moltissimo il livello di molte squadre, soprattutto nell'eccellenza e nella prima categoria, sia a livello di gioco, come tecnica, che anche come velocità di esecuzione. E questo può portare magari anche a diversi, se trovi un quarantenne con un 25enne non è mai facile per loro corrergli dietro. O è allenato, se no... Esatto, sì, beh, è normale che sia così. Bene, lasciamo riposare un attimo i nostri ospiti e lanciamo un servizio legato al campionato di calcio a 5, campionato amatori. Siamo con Nicola Misson del Jungle, ci racconti un attimo la partita, com'è andata? Posso sicuramente dire che la partita è andata meglio di quanto ci aspettassimo, abbiamo perso comunque 6-3, però eravamo contati, in più si è fatto male uno dopo 10 minuti, quindi alla fine ci siamo arrangiati e abbiamo portato a casa un buon 6-3, anche se è una sconfitta. Mi dici quali sono le vostre aspettative per il campionato, se la Coppa Chiosco è importante, perché giocate? Beh, noi intanto ti posso dire che quest'anno ci siamo qualificati per il campionato amatori e quindi è già stato un buon traguardo. L'anno scorso abbiamo fatto la Coppa, quest'anno facciamo il campionato e quindi cerchiamo di lottare e di non arrivare ultimi, dai. Non abbiamo proprio ambizioni di classifica. Non potevamo fare un risultato migliore, è stata difficile, però sì, ce l'abbiamo fatta. Adesso stiamo lottando per arrivare tra le prime 4. Dopo una brutta partenza di campionato, le ultime abbiamo raccolto dei successi, quindi siamo contenti. Ok, mi stai già dicendo come va la stagione, prospettive, che ne so, anche la Coppa Chiosco? Siamo i favoriti, senza dubbio, anzi, però per il momento non ci stiamo proprio pensando. Okay. Rieccoci in studio. Salvadori Sandro, avete diciamo, un collettivo che produce molto come gioco, prendete pochi gol, mi pare che siete la difesa meno perforata del girone, però non avete un bomber di ruolo, no? Come spieghi questi exploit sotto rete? Ma quest'anno, a differenza dell'anno scorso, gli attaccanti segnano un po' di meno. Vuol dire che hanno segnato altri giocatori, che comunque tutta la squadra è pronta a dare il meglio e i giocatori sono pronti sotto rete a buttarla dentro. Per il fatto della difesa, abbiamo una buona difesa, anche il merito del nuovo portiere che sta dando il suo compito. Che è il portiere che si chiama? Michele Cantarutti. Cantarutti, no? Che è uno di quelli che ha giocato quasi tutte le partite, se non ricordo male. Quindi è quello che vi dà un po' di diciamo, tranquillità in difesa. D'altronde avere un portiere diciamo, affidabile è importante, no? Anche nelle vostre categorie, credo. Quindi... E invece Andresini, che è il bomber della squadra, cosa dite di lui? Che doti tecniche? È un giocatore che non molla mai, anche fino all'ultimo minuto. Se perde, lui è sempre che corre per cercare a pareggiare o vincere la partita. È un ragazzo che non molla mai. Quindi diciamo averne in squadra di gente così insomma. Sì. Ambrosino, quali sono i pregi secondo te e i difetti della vostra squadra? Dio, di pregi ce n'è tanti, difetti ce n'è anche quelli, però non saprei neanche io cosa dirti. Che pregi, siamo un bel gruppo. Ci vogliamo bene, c'è qualche problema se lo risolve nello spogliatoio. Diciamo, per fortuna pochi difetti, d'altronde la classifica mi pare sia... Tra parentesi voi siete alla seconda promozione consecutiva, no? Se non ricordo male, quindi sarebbe questa, facendo gli scongiuri, la terza promozione consecutiva. Sì. E il prossimo anno in eccellenza, eventualmente, che obiettivi vi ponete? Intanto la salvezza, e dopo, poi si vedrà. Qual è la squadra che vi ha impressionato di più? Magari una risposta a tutti e tre quest'anno.
perché vedo che il vostro girone è comunque, diciamo così, abbastanza equilibrato, a parte voi che avete 27 punti e il secondo ne ha 20, però diciamo in un fazzoletto di punti ci sono le squadre che lottano per salire e quelle che poi effettivamente diciamo, lottano per la salvezza, quindi credo sia da un punto di vista molto livellato, no? Ma secondo me i due delle squadre che hanno dimostrato il gioco più bello sono proprio il Tissano e il San Vito, solo che il San Vito ha diversi problemi con la gente perché è una squadra un po' abbastanza anzianotta e gli impegni familiari portano anche a saltare magari le partite considerate meno importanti per essere presenti in quelle più importanti. Poi magari negli amatori basta avere 1 o 2 per ruolo Esatto. che mancano e già si perde un po'. Invece voi, secondo voi, qual è la squadra che vi ha impressionato di più quest'anno? Purtroppo io non ho visto il Bibbione, comunque concordo con il Presidente perché Tissano e San Vito per me la classifica non ho desiderato del gioco che hanno fatto contro di noi perché sia l'andata che al ritorno abbiamo sofferto con tutte e due molto. Le prossime partite, Carlino San Gervasio, Rangers terzo, Flumignano e Polisportiva Bibbione. Quindi un tour de force, se il recupero di qualche giorno fa dovesse andarvi bene, potreste già avere diciamo, la promozione in tasca. Qual è la partita tra queste 4 che temete di più e perché, Ambrosino? Ma il Rangers terzo per me, perché era partito male e piano piano ha risalito tutta la classifica. E adesso è lì per trovare il passo. Che è quella che magari non te l'aspetti e quella che ci farà soffrire. Bene, abbiamo concluso questa prima parte, ringraziamo gli amici del Drugstore ai quali naturalmente auguriamo di salire di categoria. Gli manca veramente poco, in bocca al lupo naturalmente anche per le prossime partite. E detto questo passiamo la parola alla pubblicità. Rieccoci in studio, abbiamo cambiato gli ospiti, dal calcio passiamo alle arti marziali. Abbiamo con noi rappresentanti di un'associazione che si occupa proprio in questo settore di arti marziali, ci diranno il nome dell'associazione, visto che è abbastanza complicata dirlo. Sono Gianluca Frisan e Alessandro Scappatura, che sono responsabili tecnici nazionali del settore Ryukyu Kenpo dell'Oxen proprio. Buonasera a tutti innanzitutto. Buonasera. Gianluca, cosa propone la vostra associazione? Che attività svolgete e soprattutto come si chiama a questo punto? La nostra associazione si chiama Kaizen Martial Art Italia, è nata da un gruppo di amici che avevano una passione comune, quella per le arti marziali, e come tale abbiamo 2 obiettivi principali. Il primo è quello di sviluppare e divulgare la conoscenza del Ryukyu Kenpo e del Kyujitsu, e il secondo è quello di aiutare più persone possibili con la conoscenza appunto dei punti di pressione che sono la particolarità di quest'arte marziale. E possiamo farlo in 2 maniere. La prima è utilizzando le reazioni del corpo umano per debilitarlo, quindi avendo un sistema di difesa personale molto efficace e semplice. La seconda invece è utilizzando le reazioni del corpo umano per rinvigorirlo e quindi avere un giovamento anche per la salute e il benessere. Gianluca, raccontaci un po' il tuo percorso di formatore sportivo, diciamo. Come ti sei avvicinato alle arti marziali e come hai deciso proprio di dedicarti a questa disciplina? Sì, io ho iniziato le arti marziali nel 1994, Alessandro praticava arti marziali già da molti anni, mi ha portato in questo mondo per me nuovo. Ho iniziato con lo Ryokan Budo, un'altra specialità, ho praticato per vari anni più specialità in contemporanea, dalla kickboxing al karate tradizionale. Nel 1997 ho conosciuto un maestro americano, il maestro Mark Line, e ho visto per la prima volta il Ryukyu Kenpo e sono rimasto impressionato dall'efficacia di quest'arte marziale e dall'apertura mentale che quest'arte ha all'interno di se stessa. E da lì è cominciato lo studio, la passione. Nel 2002 ci siamo iscritti a un'altra organizzazione, il Kyushu International, con altri maestri, il maestro Evan Pantasi, il maestro Jim Korn e il maestro Gary Rooks, tutti quanti insieme al maestro Mark Line, che collaborano insieme sull'arte del Kyushu Jiu-Jitsu, l'arte dei punti di pressione. Da lì nel 2006 abbiamo aperto la nostra scuola,
abbiamo continuato a lavorare, a divulgare, fino ad arrivare ad oggi che siamo riusciti a diventare responsabili nazionali tecnici per l'Oxen. Alessandro, dicevate anzi che vi occupavate di due discipline, no? Il Kyushu e il Ryukyu Kempo. Quali sono le differenze sostanziali tra queste due discipline e quali sono le caratteristiche poi tecniche? Entrambe hanno dei nomi quasi impossibili. Sì, infatti io sono sempre in difficoltà nella pronuncia, sì, per cui anche se noi. sbaglio chiedo scusa ai telespettatori. Anche noi, anche per raggiunti i limiti di età io. Il Kyushu in particolare è un concetto che applicato alle arti marziali serve per studiare le reazioni del corpo umano e noi lo usiamo dentro a tutto quello che facciamo, praticamente con l'utilizzo dei punti di pressione. Mentre il Ryukyu Kempo è proprio un'arte marziale che ha origine Okinawa, è il vecchio karate di Okinawa. Dal Kempo, da Ryukyu Kempo sono nati tanti stili di karate e la fonte per quello che ci riguarda degli studi, no? Il Ryukyu Kempo utilizza sia il Kyushu per quello che riguarda l'attacco ai punti di pressione, per debilitare, per applicare una difesa personale, e utilizza anche il Tuite, che poi è la manipolazione dei punti di pressione. Praticamente è un'arte marziale completa, molto antica, che ha influenze anche cinesi, indiane, quindi è per noi l'origine delle arti marziali. Alessandro parlava prima dei maestri di Okinawa, no? Se non ho percepito male. Cosa hanno trasmesso, diciamo, cosa hanno lasciato questi maestri, diciamo, a voi che seguite questo tipo di... Per me l'utilizzo, cioè per me la riscoperta delle arti marziali, avendo avuto un percorso leggermente più lungo di Gianluca, non fosse altro che perché ho più anni, è stato un po' riscoprire l'origine delle arti, cioè l'essenza delle arti marziali. Nello studio del Ryukyu Kempo è predominante lo studio delle forme, che tutti chiamano kata. Dentro le forme c'è tutto quello che gli antichi maestri ci hanno tramandato, e la comprensione delle forme dei kata ci dà una chiave, soprattutto per mezzo del Kyushu, quindi dei punti di pressione, ci dà delle chiavi di lettura che sono completamente diverse rispetto all'agonismo. Per cui è proprio una ricerca... Una disciplina quasi filosofica. Diciamo, esatto, c'è anche questo aspetto, poi integrata i punti di pressione possono anche curare, c'è tutta una ricerca anche dietro. Bene, lasciamo riposare un attimo i nostri ospiti e parliamo sempre di tema, diciamo, di salute, e lanciamo il servizio curato dal dottor Poser. Le lesioni muscolari, stiramenti o strappi, sono frequenti e temute nel calcio. Come si classificano? Cosa bisogna fare quando c'è un sospetto? La lesione muscolare è un evento che capita al calciatore abbastanza spesso, soprattutto quando ci sono dei fattori favorenti, che possono essere il freddo, il non adeguato riscaldamento, una preparazione atletica non puntuale. Quando avviene, il calciatore di solito lo riconosce e sa di cosa si tratta. Il problema è stabilire il grado di questa lesione, che noi chiamiamo tecnicamente distrazione muscolare, e capire quali sono i tempi per il recupero, ovviamente, dal punto di vista pratico. Il calciatore che si fa male deve rivolgersi a uno specialista, che può essere un medico dello sport oppure un fisiatra, che gli farà sicuramente fare un'ecografia muscolare. L'ecografia muscolare ci dirà se la distrazione è di primo o di secondo grado, quindi il cosiddetto stiramento, oppure se è di terzo grado, il cosiddetto strappo muscolare, che comporta la lesione di quasi tutte le fibre del muscolo. Il percorso riabilitativo è molto variabile a seconda del grado. Nei casi più semplici, quindi i classici stiramenti, dopo circa 3-4 settimane si può essere normalmente in campo se il lavoro di recupero viene fatto in modo efficace. Nel caso di strappi importanti, a volte si sta senza giocare anche 3-4 mesi ed è un percorso molto lungo e complesso. Gianluca, su cosa si basa il programma del Ryukyu Kempo? Allora, principalmente su 3 fattori. Questi 3 fattori sono lo studio dei kata, lo studio dei bunkai e la pratica del contatto. Cosa vuol dire? Lo studio dei kata è lo studio delle forme di movimenti codificati
praticabili da soli. Lo studio dei bunkai invece è la comprensione di questi movimenti e quindi l'applicazione reale di questi movimenti sia da soli ma fatti anche col compagno e quindi portati in difesa personale. E il contatto è un altro aspetto importante, nel senso che solamente avendo un contatto fisico reale possiamo avvicinarci a quella che potrebbe essere una situazione reale, non in palestra ma in strada, e quindi possiamo anche lavorare con concetti importanti quali il corretto timing, la corretta distanza, e quindi un aspetto per noi fondamentale. Tutti questi tre aspetti insieme ci portano ad avere un'arte marziale che è principalmente difesa personale, semplice, efficace, e quindi quello che facciamo in realtà è difesa personale. Alessandro, invece il Kyushu Jitsu, qual è, diciamo, il programma? Su cosa si basa, diciamo, questo? Allora, diciamo che mentre il Kyushu è dentro nel campo, i nostri maestri americani che hanno voluto semplificare il tutto per renderlo molto più accessibile a tutti, ed il bello, credo, la premessa è che il bello del Kyushu è che riesce a essere trasversale negli stili, nelle forme, quindi nei nostri corsi abbiamo maestri di tutti gli stili delle arti marziali e anche gente che si avvicina per curiosità all'aspetto del benessere, per cui tocca varie sfaccettature. Il programma è molto semplice sulla carta, ci sono 9 livelli base che comprendono un percorso di crescita, di studio dei punti di pressione. Noi partiamo con l'aspetto della sicurezza, il primo livello è rianimazione, tra virgolette rianimazione, attenzione, non tocchiamo campi medici, però l'aspetto bisogna saper immediatamente ripristinare eventuali problematiche, e c'è uno studio molto approfondito sul primo livello. Per poi proseguire sugli altri livelli per arrivare fino al nono, dove si va a conoscere i punti delle braccia, i punti del busto, i punti della testa, i punti delle gambe, tutte le varie situazioni dove possiamo mettere dentro con qualsiasi stile, con qualsiasi arte. Ecco, la bellezza è che praticarlo bisogna anche studiarlo sostanzialmente. C'è parecchio studio dietro, è lì che mi trovo un po' in difficoltà. Gianluca, invece il simbolo della vostra associazione è un po' particolare, no? Sì. È rappresentato da 3 foglie di diverso colore e, da quello che ho potuto percepire, ogni foglia ha un significato particolare. Sì, ci sono vari significati all'interno del nostro simbolo. I simboli giapponesi e la scritta Kaizen, che vuol dire una scuola di pensiero. Le 3 foglie colorate una rappresenta un problema, un possibile problema, l'altra la risposta, la soluzione del problema, e la terza rappresenta il miglioramento, e quindi ho avuto un problema, l'ho risolto e mi sono migliorato. Kaizen vuol dire anche continuo miglioramento, costante e senza fine, e questa è un po' la filosofia della nostra scuola. Tra l'altro all'interno delle foglie c'è qualcosa di nascosto che è il simbolo dei re di Okinawa. Come nei kata non è la parte esterna evidente che ha il vero significato, ma è quello che c'è all'interno, così anche il nostro simbolo. Quali sono gli appuntamenti, diciamo, in regione che propone la vostra scuola? So chi vuole rispondere dei due. Noi, se vuoi rispondere, noi abbiamo il piacere, l'onere e anche l'onore di fare almeno 3 volte all'anno appuntamenti internazionali con i nostri maestri americani, ma a questi appuntamenti partecipano maestri appassionati da tutta Europa. Fine novembre, maggio e febbraio sono date che ormai da tanti anni, per citare l'ultimo, fine febbraio abbiamo fatto un corso istruttori dove c'erano presenti praticamente rappresentanti di ogni stato dell'Europa, Azzorre, Canarie, 2 persone da Buenos Aires, 1 persona da Taiwan, quindi stiamo diventando grandi. Un'ultima, voi siete, il vostro sito è a Ronchi dei Legionari, dicevate, no? Ecco, se qualche telespettatore volesse contattarvi, avete dei riferimenti, avete qualche sito dove possono... Il nostro sito abbiamo 2 siti, il sito del Rikyu è www.kaizenmartialartsitalia.it, il sito del Kyushu è www.kyushuinternational.it, o fisicamente i nostri corsi si svolgono alla palestra nel dojo Corpo Libero di Ronchi Legionari, via Roma 15. Perfetto.
Abbiamo concluso anche per stasera, probabilmente siamo andati anche un po' lunghi perché la regia ci sta facendo dei segni un po' particolari, per cui salutiamo i nostri telespettatori, li invitiamo naturalmente a rimanere sulle frequenze di Friuli Venezia Giulia Sport Channel e salutiamo naturalmente i nostri ospiti Frisan, Gianluca e Alessandro e a questo punto buona serata a tutti. Grazie, buonasera a tutti.